Una buona serata a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati, benvenuti nello studio di TV7 Match, anche questa sera per una puntata come sempre articolata su più argomenti, ma in apertura questa sera ci occupiamo di un tema sociale, un tema di cui si dibatte da tanto tempo e che è sempre stato presente peraltro nella nostra società con aspetti diversi, cioè parliamo di povertà, di schiavitù, anche di quella che viene chiamata la moderna schiavitù, perché Ermanno, anche se Abramo Lincoln a suo tempo ha emancipato gli schiavi d'America, poi di fatto la schiavitù invece è rimasta, e con una buona fetta in particolare di schiavitù che riguarda i minori, i bambini. Allora, se parliamo di schiavitù in senso, diciamo, tradizionale, vuol dire che uno è sottomesso ad un altro essere, diciamo, umano, e questo, diciamo, il sottomesso è a totale disponibilità di chi lo gestisce. E quindi, se pensiamo alla schiavitù dell'epoca romana, lo schiavo era chiamato la macchina, cioè non aveva nemmeno uno spirito, un'intelligenza propria. Era un sottomesso e doveva fare esattamente quello che veniva ordinato, ma poi che potesse avere un proprio diritto di qualche tipo non c'era, e quindi necessariamente lui aveva anche la possibilità di essere eliminato senza che ci fosse diciamo, un diritto da parte sua di rivalersi in qualche maniera o di potersi appellare a dei diritti di qualche tipo. Questo era lo schiavo. Poi naturalmente il termine schiavo è un termine abbastanza diffuso e lo vediamo, la schiavitù per esempio in Egitto era sicuramente, diciamo, più dignitosa di quella che c'era a Roma, ma addirittura a Roma abbiamo la rivolta degli schiavi e poi la crocefissione di tutti gli schiavi, da Roma fino a Napoli. Naturalmente ogni 50 metri c'era un crocifisso di uno schiavo, il quale naturalmente non solo non aveva nessun diritto alla propria, diciamo, esistenza, ma dipendeva totalmente dal suo padrone, ma non aveva neanche il diritto di sopravvivenza. E poi naturalmente le cose sono mutate. Allora in alcune zone del nostro pianeta, per esempio nel nostro impero, quello costruito da Mussolini, la schiavitù è rimasta. Difatti la Società delle Nazioni rimproverava l'Italia perché in Etiopia e in Somalia era stata ripristinata, non è che è stata continuata la schiavitù, ma era stata ripristinata la schiavitù, e addirittura erano state distrutte tutte le scuole, quindi si voleva cancellare una memoria di un popolo, di vari popoli. E anche questo appartiene alla violenza dell'individuo. Ma che cosa porta l'individuo a rendere schiavo quell'altro? Ecco, è l'opportunità, l'opportunismo dell'uomo. Perché naturalmente se certe cose le fa un altro e io me ne giovo, cerco di farlo sfruttandolo il più possibile e il meglio possibile. Poi nei tempi moderni questo tipo di schiavitù si è andata a ridurre. Perché? Perché è entrata in funzione una nuova economia. Questa economia è un'economia che è dettata dal fatto del consumo. Allora, lo schiavo in America a un certo punto, dopo Abramo Lincoln, praticamente è stato eliminato, ma è stato eliminato per opportunismo, non perché Abramo Lincoln fosse una persona buona e caritatevole, perché a mantenere uno schiavo in quella forma, in quello stato diciamo, economico, era impossibile, era un peso. Mentre avendo un'economia più bassa, io ho un vantaggio a avere lo schiavo, a un certo punto non ce l'ho più, perché devo alimentarlo, devo usarlo, e non sempre lo schiavo, diciamo, produce. D'inverno lo schiavo non produce nulla, perché era usato nell'agricoltura, di conseguenza che cosa avrebbe potuto fare? Nulla, ma devo dargli da mangiare perché io in primavera ho bisogno dello schiavo.
E allora quando arrivano le macchine gli schiavi non servono più e sono un peso. E quindi c'è tutta un'evoluzione della schiavitù che arriva fino ad oggi. Oggi non possiamo dire che mettiamo le catene ai negri come facevano una volta, piuttosto che agli immigrati cinesi, perché venivano incatenati, ma questo non si dice perché non fa più bello, se no l'America non è più un paese democratico, ma l'America è nata e cresciuta economicamente in questa maniera. E allora il problema più grande che cos'è? Come mai l'uomo diventa così aggressivo nei confronti di un altro uomo? Prodomo sua, per suo vantaggio, e arriva anche a superare quelle che poi è stato l'insegnamento di Cristo. In un momento in cui Roma conquista la Palestina, conquista Gerusalemme, lì la schiavitù non c'è, perché tutti hanno il loro diritto. E questo è il grande contrasto. E allora nasce il detto: fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te, e non il contrario. La schiavitù è esattamente il contrario di principi cristiani che noi pratichiamo più o meno bene. Al di là di questo, naturalmente, poi più cresce l'economia e più questa schiavitù si dirada, non appartiene più a quella violenza degli individui, ma invece diventa una violenza economica. E allora possiamo dire che certe situazioni di trattamento dei dipendenti, naturalmente abbiamo visto recentemente è stato fatto un sequestro presso un centro cinese di sfruttamento di persone che venivano trattate in maniera, diciamo, non consona. Quella è una forma di schiavitù moderna, ma nessuno ha il diritto di uccidere un altro, perché abbiamo superato questa fase di totale appropriazione della vita degli altri. E naturalmente di questo parliamo stasera, e con noi abbiamo 3 ospiti molto importanti che ci aiuteranno a capire non solo nella storia, ma anche attualmente cosa vuol dire schiavitù e cosa vuol dire povertà o miseria. Certo, ve li presento. Allora, abbiamo in studio con noi, ringrazio per essere tornato nei nostri studi, Roberto Tuninetti. Buonasera. Buonasera, Tuninetti, grazie a voi. Grazie per essere con noi, direttore della cooperativa Levante. Grazie per essere con noi. In collegamento abbiamo il professor Alberto Lanzavecchia. Buonasera, professor Lanzavecchia. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Grazie a lei, è docente di Business and Human Rights all'Università di Padova, quindi possiamo tradurre come affari e diritti umani. E saluto in studio e ringrazio per essere tornato Alberto Panfiglio. Buonasera. Panfiglio, grazie di essere qui con noi. È stato sindaco di Cona, comune che negli anni passati è stato particolarmente citato e alla ribalta della cronaca, proprio perché nel suo territorio insisteva un centro di accoglienza particolarmente affollato. Allora, Ermanno, tu giustamente dicevi parleremo anche di povertà, perché sicuramente con il passare degli anni anche la povertà ha cambiato un po' il suo significato, cioè il povero di oggi, il bisognoso, il miserabile, purtroppo sono figure che ancora ci sono, però si cerca di dargli una connotazione diversa, anche uno status forse diverso. No, è una questione domanda e offerta. Se io non sono in grado di acquisire tutto quello che mi può essere di aiuto, di completamento della mia vita, della mia attività, eccetera, chiaramente ho un livello più basso economico, quindi posso arrivare a non avere le cose più indispensabili. Allora non si può pensare che a Roma gli schiavi non avessero il telefonino, perché non c'era. Oggi vediamo invece chi può avere un determinato diciamo, vantaggio nell'avere una tecnologia e altri che sono esclusi. Per esempio il fatto di avere o non avere una casa, il fatto di poter mandare i figli a scuola o non poterli mandare, il fatto di dover attraversare un mare per potersi salvare e trovare diciamo,
la speranza in un'altra nazione che poi di accoglienza è tutta una tematica da risolvere. E quindi il problema, cos'è il povero oggi? Il povero oggi sono quelle cose, per esempio, adesso vorrei entrare in un dettaglio, mio padre oggi se fosse vivo e avesse l'economia che aveva nell'anno nel 45, 46, 47 sarebbe un povero, perché andava a lavorare, era medico, andava a lavorare in bicicletta. E poi nel 47 si è comprato un Moschito, cioè un motorino da attaccare alla bicicletta, e oggi sarebbe un miserabile, no? Quindi è tutto proporzionato, ma a quell'epoca era un medico e tutto sommato noi stavamo bene, sempre in proporzione all'epoca. Quindi il termine povero è un termine che cambia a seconda dell'economia della zona, a seconda del tempo, l'epoca e tutta una serie di fattori. Quindi se io ho una macchina bella sono ricco, se invece ho una macchina che ormai ha 20 anni, chiaramente non ho la capacità di acquistarla, a meno che la macchina non abbia 50 anni, perché allora costerà molto di più, perché io sarò quello ricco che finalmente si è comprato la macchina d'epoca, eccetera, eccetera. Sono tutti meccanismi, quasi la povertà. Ecco, in questo senso io chiederei a Toninetti che mi dia una mano a spiegare che cos'è oggi la povertà e la differenziazione tra la povertà di un secolo fa, 2 secoli fa. Faccio un esempio. Nell'Ottocento, dopo l'Unità d'Italia, gli italiani migravano. Ma migravano dove? In America? Sì, ma migravano in Romania. 4 milioni di italiani sono migrati in Romania perché la Romania era ricca e noi eravamo poveri, perché l'Unità d'Italia ha impoverito gli italiani. Prego, Toninetti. La povertà, diciamo così, nei testi sacri viene sempre divisa tra assoluta e relativa. La povertà assoluta è quella che misurata con i parametri ovviamente anche qui di ogni periodo storico è quella che misura la difficoltà a sopravvivere, no? Ad attingere a quelli che sono i servizi essenziali, e diciamo che le società contemporanee, con tutta una serie di misure di welfare, forse più fino a qualche anno fa che adesso, ha sempre garantito comunque il pranzo e la cena, se non altro perché c'è la mensa della Caritas, ci sono i servizi caritatevoli, c'è il dormitorio notturno, eccetera. Mentre la povertà relativa è quella che misura il fatto che tu non stai a livello della media dei consumi del periodo in cui stai vivendo. Ora, la nostra attenzione oggi si misura sempre di più nel vedere che sia a livello di povertà assoluta che a livello di povertà relativa, mentre stanno crescendo, come dice giustamente il testo che avete pubblicato in sovraimpressione, abbiamo un 1% della popolazione mondiale che detiene le ricchezze pari al 50% della popolazione mondiale, abbiamo un 50% di popolazione mondiale che ha lo 0,76% della ricchezza complessiva. Quindi a livello globale la povertà è oggettivamente assoluta ed è uno dei fattori di spinta espulsivi, ad esempio, per l'emigrazione. Il cambiamento climatico, pensiamo in Bangladesh, ogni anno 800.000 persone sono costrette ad abbandonare casa propria perché il territorio si modifica per le inondazioni, perché Bangladesh, ad esempio, che l'anno scorso e quest'anno è in testa alla classifica del numero di migranti. In questo momento qui, oggi, a gennaio, è la nazionalità
della maggior parte delle persone che sono sbarcate negli ultimi mesi. Ma dietro c'è ad esempio un fattore climatico importante che è destinato ad allargarsi, nel senso che loro per l'inondazione e qualcun altro per la siccità, l'estremizzazione dei fattori atmosferici porta a milioni di persone di perdere anche quel poco che avevano. E poi c'è indubbiamente, sempre nel voler analizzare questi contesti, una distribuzione ineguale che fa sì che se 30 anni fa noi pensavamo che esistessero dei paesi in via di sviluppo, oggi, 30 anni fa, 40 anni fa, no? I paesi in via di sviluppo, oggi li possiamo chiamare paesi mantenuti in situazione di sottosviluppo, perché la povertà in quei paesi è sempre più importante, sempre più evidente, il divario tra chi sta relativamente bene o molto bene e la massa è sempre più evidente, e questo fattore si sta tra l'altro espandendo a livello mondiale, perché anche in Italia abbiamo visto il rapporto di Oxfam pubblicato da qualche giorno, ci dice che le differenze stanno crescendo e crescono in maniera sempre più importante, che l'1% di popolazione più ricca ha raddoppiato il proprio reddito, mentre il 20% della popolazione più povera l'ha dimezzato. Quindi è ovvio che in una società che ha abbandonato la filosofia del welfare, della tassazione per ridistribuire la ricchezza, ha abbandonato ogni utopia di ridistribuzione globale o di ridistribuzione dei fattori di produzione, come poteva appartenere ai primi pensieri comunisti, il neoliberismo mangia tutto quello che trova, per cui siamo al darwinismo sociale: il più forte è sempre più forte, e il più povero viene sempre più. E questo chiaramente alimenta il tema della schiavitù, perché i diritti si affievoliscono, perché queste masse hanno sempre meno la possibilità di essere, di autorappresentarsi, di riuscire in qualche maniera ad essere in grado di opporsi a chi produce questi meccanismi di disuguaglianza che sono sempre più impalpabili. Le 10 più grandi multinazionali del pianeta fatturano quanto il prodotto interno lordo dell'Africa e del Sud America insieme. Certo. Quindi rendiamoci conto che cosa vuol dire nel momento in cui noi vediamo delle concentrazioni di ricchezza così importanti, dove gli azionisti di queste grandi multinazionali vengono premiati per aver sottoscritto, no, una scommessa di sostegno e contemporaneamente però una parte importante del pianeta soffre sempre di più una situazione economica insostenibile, e che fa? Alla fine ci prova e emigra. Quest'anno negli Stati Uniti sono emigrati 2.800.000 sudamericani, ed è uno dei temi della campagna elettorale di Trump, e abbiamo visto che cosa è successo in Europa. Certo. Ecco, va bene, allora passiamo al primo contributo e poi continueremo nella vostra. Quindi i poveri, bisognosi e schiavi. Esiste una differenza tra poveri e bisognosi? Questa classificazione è diventata inutile. Oggi la povertà ha molte facce che si traducono in bisogni non soddisfatti, compresa la salute o l'istruzione. Esiste una differenza dunque tra povertà e bisogno? E chi sono i poveri oggi? Sicuramente ci sono delle distanze che separano il povero e il bisognoso. Il primo magari è entrato nel girone della precarietà da molto tempo, il secondo ha subito una perdita temporanea che spera a breve di recuperare. Il povero è senza mezzi, il bisognoso forse ha qualche riserva da consumare. Certamente non possiamo comunque paragonare l'economia di un tempo con quella attuale in Europa. Un tempo la filosofia era sfrutto le persone al massimo, fino anche alla morte. Del resto, quanto valeva la vita di un miserabile una volta? Nulla.
Giulietto Chiesa un tempo aveva spiegato che la guerra in Vietnam era stata progettata e vinta dagli Stati Uniti perché lo scopo della guerra non era vincere il conflitto, ma creare economia. E questa è la giustificazione per produrre di più, così che i ricchi diventino ancora più ricchi e i poveri più poveri. Ma cosa intendiamo oggi per povertà? Noi pensiamo al povero come all'immigrato che arriva, persone che si adattano a essere sfruttate fino anche a essere schiave. Il caporalato, ad esempio, è già una forma di schiavitù. Ma per l'economia oggi il povero non deve essere il miserabile di una volta, il pezzente di un tempo. Un povero oggi deve essere comunque in grado di avere il minimo, cioè non devo pagarlo molto, ma comunque dovrà portare a casa qualche cosa. Un povero, dal censo limitato, dovrà lavorare necessariamente anche la moglie se ce l'ha, perché la nostra economia del benessere è satura e abbiamo bisogno del migrante a cui manca tutto. Famiglie che dovranno comprarsi le scarpe, il frigorifero, la televisione, perché oggi l'italiano medio ha già tutto e non è così propenso a consumare. Di conseguenza il povero serve a far girare l'economia. C'è bisogno di loro non solo per sfruttarli, ma appunto per far ripartire il ciclo economico. Se la base cresce, il concetto di povertà cambia, perché la povertà non sarà più la miseria. È necessario quindi un loro inserimento per contribuire allo sviluppo, ma bisogna mantenere comunque una differenza tra lo strato più basso e quello più alto della società. Io mantengo così il delta più alto possibile. In questo gioco a guadagnarci sono paesi, ad esempio, come la Cina, che possono abbassare o alzare il valore dei loro prodotti e i prezzi perché hanno una loro moneta interna che vale poco. Una Cina che però ha bisogno di produrre e di vendere, e quando avrà creato il suo mercato, che per Pechino dovrà essere necessariamente globale, sarà in grado anche di condizionarlo sempre di più. Professor Lanzavecchia, come interpreta lei oggi questa povertà nel momento in cui la tecnologia è sempre più avanzata e anche i poveri, perché vediamo quanti migranti all'angolo delle strade magari hanno solo una bicicletta, ma sicuramente invece hanno il telefonino. Il telefonino ce l'hanno anche i poveri oggi. Prego. Sì, io ripartirei quasi dall'apertura del suo discorso storico sulla schiavitù, per in realtà trovare diversi spunti di attualità e di interpretazione della realtà. In particolare, essere liberi o non essere schiavi è un concetto che va leggermente esplorato, perché non si tratta solo di essere liberi di fare qualcosa, ovviamente nei limiti del consentito e del rispetto altrui. Non è neanche solo un discorso di essere liberi da, ad esempio liberi da costrizioni, quindi una libera scelta, piuttosto che un territorio libero da scorie nucleari, piuttosto che un territorio libero da inquinamenti, quindi non avere cose che non vogliamo. La vera questione che voi state toccando è la terza dimensione della libertà, e cioè di essere capaci di poter fare ciò che si vuole. Ad esempio, se noi volessimo, mi ci metto io così non vi chiamo in causa, se io volessi nei prossimi giorni comprare prodotti e servizi che siano rispettosi dell'ambiente e delle persone, quindi sostenibili come si chiamano oggi, ho veramente limitate possibilità di tradurre questa mia libertà di scelta, questo mio potere di acquisto in scelte di mercato. Perché? Perché non ci sono i prodotti, uno. Due, ammesso che ci siano i prodotti che rispettano persone e pianeta, e quindi io voglio essere libero di poterli comprare, ma devo avere i soldi per poter comprare ciò di cui voglio realizzare. Ed è questa la dimensione della schiavitù. Al giorno d'oggi non si è liberi e quindi si è schiavi perché non si ha il potere di acquisto per poter realizzare le proprie libertà. Potremmo discutere poi delle libertà, perché mi capita spesso di andare nelle scuole in questo periodo per educazione civica, educazione finanziaria, e scoprire che in fondo tutti ambiscono alle prime paghette proprio per cambiare il cellulare e altre spese inutili. Ed è questa la questione delle povertà nuove, e cioè, per dirla alla Bauman, sociologo, nel suo celebre, nel suo filone di studi
della sociologia e dei comportamenti di acquisto. Lui è noto per la società liquida, ma in particolare sulla società dei consumi. Il suo lascito è consumo dunque sono, cioè quest'idea che le persone si identificano in ciò che sono in grado di comprare ed esibire, ovviamente. E quindi è una dipendenza dal potere d'acquisto, una dipendenza da avere dei soldi da spendere. Quindi si sta allontanando sempre di più la libertà di comprare ciò di cui si ha bisogno, ma nel senso, come è stato detto dal vostro contributo, soddisfare i propri bisogni fondamentali e di dignità della vita, in bisogni superflui, voluttuari, consumi inutili. È in questo che scatta l'esistenza delle schiavitù moderne, e cioè rendere tutti dipendenti di quel poco ma necessario reddito, potere d'acquisto, che però non viene utilizzato per la sussistenza, viene utilizzato per essere, ed è corretta la vostra analisi, i clienti delle grandi aziende che hanno bisogno di un esercito, miliardi di schiavi, miliardi di poveri che però sono clienti, e giammai si vuole la povertà assoluta, ma giammai si vuole, in fondo anche l'usuraio non vuole la morte del proprio cliente, deve pagare fino all'ultimo centesimo, ma il suicidio sarebbe la sua drammatica fine, ho perso il cliente. Analogamente non si vuole la povertà assoluta, colui che non ha potere d'acquisto. Si vogliono persone non più libere di determinarsi, non più libere di scegliere, ma dipendenti da una mal pagati, e che utilizzeranno questi soldi per comprare consumi inutili. Quindi, se vogliamo, al giorno d'oggi la schiavitù intanto è necessaria, perché i miliardi di fatturato dei prodotti delle multinazionali che avete citato sono la maggior parte del tutto inutili, e si può benissimo vivere senza bere acqua colorata di caramello e gasata, si può vivere senza andare a comprare online. Tutte le grandi multinazionali in realtà sono beni superflui, però se hanno quei fatturati, come è vero che ce li hanno, grandi come intere nazioni, è perché hanno miliardi di clienti. Certo. Miliardi di clienti che ciascuno è in grado di dare quel poco, ma tutti insieme. Ecco, quindi la riflessione è che le schiavitù sono necessarie, quindi dette in termini, se vogliamo, più economici, un po' meno giuridici, un po' meno sociali, ma l'amara conclusione è che non finiranno mai, perché sarebbe come dire togliere il fatturato, togliere il potere, togliere la dimensione aziendale alle multinazionali che hanno bisogno di quei clienti. Certo. Capite perché non sorprende che i numeri delle povertà relative aumentino? Perché è il fatturato che aumenta. Ma avete mai visto un grafico di borsa in diminuzione di queste aziende? Sì. E cioè i loro profitti in diminuzione? È tutto coerente. Profitti in crescita, schiavi in crescita, clienti in crescita. Certo, allora possiamo dire che se tutti fossimo ricchi saremmo tutti poveri, tanto per capire, e quindi il povero è necessario. Per fare un ricco ci vogliono almeno 1000 poveri. Io dico sempre questo, per capire cosa vuol dire la povertà e la sopraffazione di taluni nei confronti della maggior parte della popolazione. Poi si arriva anche alla guerra, perché la guerra è una forma di povertà, una forma di come creare dell'altra povertà su cui poi ricostruire. Chi ricostruirà? Vediamo l'Ucraina piuttosto, non so, adesso della guerra in Oriente, vedremo chi costruirà, e chi costruirà ci guadagnerà molto a scapito dei poveri, e magari anche per un senso di altruismo e di bontà. E allora passiamo al prossimo contributo: 50 milioni di schiavi nel mondo, ma anche in Italia. Tocca a lei dopo. Secondo l'indice globale sulla schiavitù del 2023, il Global Slavery Index, sono almeno 50 milioni le persone nel mondo che vivono in una situazione di schiavitù, un dato sicuramente sottostimato. 25 milioni di questi nuovi schiavi, o schiavi moderni come vengono definiti, vivono in paesi del G20, tra cui figurano gli Stati Uniti, la Cina, la Russia, l'India. Nazioni come la Corea del Nord, l'Eritrea o la Mauritania risultano invece essere le nazioni dove la schiavitù è sempre più diffusa.
25 milioni di questi nuovi schiavi o schiavi moderni, come vengono chiamati oggi, vivono in paesi del G20, tra cui vediamo gli Stati Uniti, la Cina, la Russia, l'India. Nazioni come la Corea del Nord, l'Eritrea o la Mauritania risultano invece essere le nazioni dove la schiavitù è sempre più diffusa, ma in classifica figurano anche paesi arabi come l'Arabia Saudita, il Kuwait o gli Emirati Arabi Uniti. Certo non è una sorpresa perché, malgrado nel 1962 l'Arabia Saudita, grazie anche alle pressioni internazionali, avesse reso illegale la schiavitù, tuttavia ancora oggi esiste una forma di schiavitù che colpisce i migranti lavoratori o i tanti reclutati, ad esempio nel Corno d'Africa tra Somalia e Etiopia, per essere poi mandati a lavorare in questi paesi arabi. Ma sotto un'apparenza di legalità il sistema di regolamentazione del lavoro dei migranti li espone allo sfruttamento e agli abusi, trasformandoli spesso in veri e propri schiavi di ricchi imprenditori o comuni cittadini. Sappiamo che sistemi come Kafala, in cui il datore di lavoro fa da garante o sponsor per permettere l'ingresso nel paese di lavoratori stranieri, stanno creando disuguaglianze sistemiche e degli ambienti di schiavitù moderna per centinaia di migliaia di migranti lavoratori in tutto il mondo. Anche nella patria della democrazia, gli Stati Uniti, si stima che siano oltre 1 milione le persone costrette alla schiavitù, così come in Australia, dove si è passati dai 15.000 del 2018 ai 41.000 schiavi moderni dello scorso anno. La schiavitù oggi ha molti volti, si va dal lavoro forzato al matrimonio combinato o servile, poi ci sono gli schiavi per debiti, lo sfruttamento sessuale commerciale forzato, la tratta di esseri umani, le pratiche simili alla schiavitù e la vendita e lo sfruttamento dei bambini. Sono milioni le persone che negli ultimi 5 anni si sono trovate nelle condizioni di finire in schiavitù, complici la pandemia Covid-19, la crisi climatica o le guerre nel mondo. Secondo il rapporto, tra i prodotti che sono più a rischio di manodopera forzata ci sono dispositivi elettronici, abbigliamento, ma anche l'olio di palma o i pannelli solari. Si stima che i ricavi dal lavoro forzato siano quasi 500 miliardi di dollari e i 2/3 dei casi di nuova schiavitù sono legati alle catene di approvvigionamento globali. Dal 2018 solo 4 paesi hanno introdotto leggi per costringere le grandi aziende a esaminare le catene di fornitura e agire sulla schiavitù quando la identificano. La nuova schiavitù è presente in ogni aspetto quindi della nostra società e passa attraverso i nostri vestiti, illumina i nostri dispositivi elettronici, ci condisce il nostro cibo, ma c'è ancora però chi sostiene che è una cosa normale e che va bene lo stesso anche così. Siamo proprio sicuri? Alberto Papafiglio, lei ha avuto un'esperienza diretta di una situazione un po' critica che è successa appunto quando lei era sindaco e quindi ci vuole interpretare questo aspetto tragico di un mondo che sta evolvendo, ma in quale direzione? Sì, certo, verrebbe molto, diciamo così, facile associare povertà, dignità, migrazione con quello che io ho vissuto nell'esperienza di vedere 5.000 persone di colore che hanno varcato i confini, sono arrivati in questo luogo sperduto e hanno conosciuto effettivamente cosa vuol dire arrivare alla terra promessa. Quella terra promessa di fatto cosa poteva offrire loro in quel momento lì? In quel momento lì offriva solamente una ciotola di riso, per così dire, e nulla di più, ma nessun incentivo a quel passo successivo che è verso la dignità, verso la giustizia sociale, che vorrebbe dire l'integrazione, e cioè quello che un popolo che accetta la migrazione e la vuole interpretare in un certo modo procede in una direzione in cui i risultati nel tempo poi si vedono. Le città in cui hanno accettato e hanno investito in questo hanno fatto passi in avanti.
Per questa è una catalogazione fin troppo facile, dire che il migrante viene sfruttato e che nel citato lavoro che ha fatto l'OIM siano 3 volte più facile sfruttare un migrante rispetto a un altro cittadino, entra nell'ordine delle cose. Però a me questo non spaventa mica, perché nel corso dei tempi i migranti e gli schiavi non hanno sempre avuto la pelle scura. Hanno avuto spesso la pelle bianca. Lei raccontava di migrazione verso la Romania, potremmo raccontare gli schiavi delle colonie, dei soldati schiavi, potremmo raccontare gli schiavi dei soldati russi che combattevano per il Terzo Reich, che sono diventati poi schiavi a sua volta di russi, eccetera, eccetera, eccetera. È un qualcosa che il mondo riesce a tradurre in dati, riesce a raccontarci, però non riesce più a raccontare quello che noi stiamo purtroppo vedendo e, più che vedendo, percependo per chi vuole percepire la tendenza a nascondere la povertà e di conseguenza la dignità e l'ingiustizia sociale che c'è nelle nostre società, c'è nella nostra società. Basta un po' alzare il tiro e io quasi quasi dico, un match per la sopravvivenza tra un migrante del Mali e un signore padovano che potrei essere io nella situazione di indigenza, vince lui. Vince lui perché è abituato, ha già lavorato una giornata intera per soddisfare a malapena le proprie esigenze alimentari. Ma noi oggi stiamo vedendo situazioni dove regolari contratti di lavoro creano persone incapaci di soddisfare anche le esigenze di una famiglia. Se io ho 2 bambini e attraverso una strada dove c'è una pasticceria oggi e mi dicono vogliono 6 frittelle piccole, quelle piccoline, gli devo dire che costano 7 euro. 7 euro e più di un'ora di lavoro di una signora che si alza alle 5 di mattina e lavora un'ora per pulire i pavimenti. Questo come la chiamiamo? Risultato? Ci sentiamo veramente nel ruolo di poter giudicare fenomeni di schiavitù moderna che esistono, li possiamo sottolineare, o raccontare che sono legati solamente ai flussi migratori, che tra l'altro producono anche del benessere? Direi di no. Dovremmo in qualche modo preoccuparci, perché oggi noi potremmo citare le convenzioni internazionali e tutto quello che serve per risolvere o per tendere alla risoluzione del problema, ma questo non si può raggiungere senza un cambio culturale che vada in un qualche modo a sentirsi fratelli di persone meno fortunate di noi, che domani potrebbero in qualche modo darci una mano. Senza questo senso di vedere l'altro come opportunità da parte nostra di contribuire, saremo sempre tutti soli, e i soli spesso non vogliono accorgersi di quello che succede, si vergognano di raccontare che stanno male. Nel famoso film la frase dormi che è notte, ma il problema era la fame, l'abbiamo visto, erano i nostri genitori, non andiamo tanto di là nel tempo. Allora, le migrazioni ci servono a capire il problema? No, ma ci danno una lente di ingrandimento di quello che può succedere. Però la risoluzione, teniamoli lontano perché potrebbero abbassare il nostro livello di vita, è un falso. Il nostro livello di vita oggi in generale man mano decade sempre di più, perché un paese che non cresce è destinato a essere
povero, e nella povertà non c'è dignità e c'è ingiustizia sociale, e come diceva il professore prima, nell'ingiustizia sociale c'è la privazione di diritti e di cose che l'uomo non ha nemmeno il coraggio poi di dichiarare. Certo, e questa dignità, Toninetti, questa dignità, lo schiavo rinuncia alla propria dignità, deve rinunciare alla propria dignità. Ma la necessità a volte, la necessità soprattutto di alimentare prima ancora di se stessi, di sostenere magari una famiglia, dei figli che magari sono molto lontani, come capita per tutti i migranti nei secoli dei secoli, voglio dire, riguardava i nostri concittadini negli anni '20 e poi di nuovo nel dopoguerra, del secondo dopoguerra, riguarda oggi quelli che emigrano, che arrivano da noi, chiaramente induce ad accettare qualunque cosa. La ricattabilità della persona senza diritti, che magari non parla la lingua, non conosce la modalità per potersi esprimere, anche per denunciare una violazione la paura di perdere anche quel poco che si è conquistato, magari rischiando a prezzo della vita un viaggio lungo e complesso e importante. Ma io credo che l'elemento che facilita di più la compressione dei diritti e la povertà è il fatto che negli ultimi 20 anni si è riusciti a trasformare quello che una volta si chiamava lotta di classe in guerra tra poveri. La segmentazione delle fasce sociali più deboli della nostra società, che alcuni hanno convinto a scannarsi tra loro come facevano i famosi capponi di Lorenzo Tramaglino, no? È l'elemento, diciamo così, che produce buona parte di questa situazione, perché oggi molti poveri autoctoni che vivono, che sono nostri connazionali, pensano che il problema siano quelli più poveri di loro che stanno arrivando adesso, non quelli che hanno raddoppiato, già ricchissimi, il loro reddito in una brevissima fascia di tempo, o le multinazionali dell'energia che hanno quadruplicato il loro fatturato a spese nostre, oltretutto senza che ci sia nessuna misura di riequilibrio o di redistribuzione, o le multinazionali farmaceutiche o le multinazionali di armi, che in questo momento stanno facendo dei profitti eccezionali mentre ci stanno convincendo che dobbiamo armarci sempre di più e rinunciare sempre di più ai servizi fondamentali come la sanità, l'istruzione e tutto il resto. Quindi questa segmentazione, questa capacità di convincere i più deboli a scannarsi tra di loro è l'esatto contrario di quello che è successo negli anni 50, 60, 70, dove gli operai della Fiat di Torino piemontesi, quando arrivavano i meridionali, gli dicevano: qua siamo tutti dentro la stessa baracca, o facciamo corpo comune o ci fanno a pezzi uno alla volta. E quindi la solidarietà, l'essere, come dire, consapevoli di dover fare le stesse lotte, grazie anche a una frammentazione dei luoghi di lavoro, no? Oggi abbiamo una società anche molto più frammentata, abbiamo dei sindacati che fanno molta più fatica a fare i ragionamenti che si potevano fare nella grande fabbrica di 2, 3, 4, 5 mila persone. Ha prodotto questo tipo di situazione per cui il pensionato che fa fatica ad arrivare alla fine del mese, magari concentrato, perché sono quelli più visibili, sul pezzo malavitoso, sul pezzo di disagio particolare dell'ultimo arrivato, pensa che il problema sia quello e gli sfugge che gli stanno portando via anche le mutande. E questo è uno dei temi, perché il benessere delle classi sociali più deboli non l'ha regalato nessuno, non sono stati i ricchi, a parte alcuni, cioè prendiamo Olivetti sempre, prendiamo Rossi, ma erano delle eccezioni. I veri
padroni delle ferriere non hanno mai redistribuito nulla volontariamente, hanno dovuto cedere parte dei loro profitti quando avevano una manodopera, avevano un contesto sociale che glieli portava via, gli pretendeva che questa redistribuzione avvenisse. Da 10-15 anni a questa parte sembra che il problema siano gli ultimi arrivati, mentre questo andazzo sia a livello locale che a livello globale sta procedendo con grandissimo successo, e questo credo che dovrà essere uno dei temi se si vuole tentare di cambiare un po' le cose, perché chi ha molte risorse non ha nessuna intenzione di rinunciarci, piuttosto si compra un altro panfilo ma non redistribuisce, non aumenta il potere salariale, il salario a chi lavora per lui. Certamente, perché sarebbe un suicidio, lo considero una sorta di suicidio. Certo. Lanzavecchia, una sua, diciamo, interpretazione su questa povertà indotta, voluta da un capitale, naturalmente, che poi nel tempo ha creato anche aree di, diciamo, ideologie, quindi la distribuzione delle ricchezze da parte di partiti cosiddetti di sinistra, e invece diciamo, il contrario dai partiti invece del capitale, quindi liberismo piuttosto che, diciamo, nazionalismo. Prego. Sì, questa è una questione irrisolta, soprattutto post-89, post-crollo del muro di Berlino, nel quale di fatto non c'è più un'alternativa al libero mercato e quindi al capitalismo, al libero scambio di merci, ma giammai di persone, perché ci sono i limiti dei confini di cui stiamo discutendo oggi. Il problema di fondo è che dall'89 in poi c'è un'egemonia anche culturale in ogni ordine e grado, anche scolastico, educativo, universitario, dove non c'è un altro rispetto all'aspirazione individuale di successo, misurato in termini di reddito. Di fatto una competizione morse tua, vita mea, quindi io ho ottenuto il posto e tu sei ai margini. Quindi è un'egemonia culturale del capitale e dell'accumulazione del capitale, che però non ha alternative. Aggiungo anche a livello politico, questo è stato citato dall'ospite in aula, un paese senza crescita è destinato a finir male. È vero che l'Italia è in questa direzione e tutta l'Europa è stagnante, per cui a livello globale, se guardiamo il ruolo che avrà l'Europa, non figuriamoci l'Italia, è veramente ai margini della società. Ma tornando alla sua osservazione e quindi il mio contributo, in realtà la questione di fondo è la redistribuzione, perché oggi non è compito della giornata analizzare è vero le povertà, il potere d'acquisto, ma ritorno a quello che dicevo prima, e cioè tutta l'economia ad oggi, la maggior parte, per carità non tutta, mi rettifico, genera impatti negativi, danni, costi, devastazioni sul pianeta e sulla dimensione umana dei diritti. Quindi qualsiasi euro fatturato dalle multinazionali, nessuna esclusa, è necessariamente ad oggi un danno al pianeta, alle persone o entrambe. E quindi di questa economia qua, di questo fatturato qua, di questi prodotti qua, noi dovremo decrescere, dovremo eliminarli, sostituendoli con prodotti rispettosi dell'ambiente, delle persone e magari entrambi, come ad esempio in Italia le cooperative sociali che si occupano di biologico piuttosto che di riuso, di riciclo, eccetera, eccetera. Quindi noi, e ritorno alla mia osservazione, non abbiamo un'alternativa culturale, politica, che poi alla fine sono molto legate, al modello della crescita, quando invece intanto dovrebbe essere la redistribuzione. Quindi anche a parità di PIL, anche a parità
quindi di attività economiche attuali, e io aggiungo che sono una devastazione del pianeta, ma anche fermiamole al fatturato di adesso, fermiamole ai ricavi di adesso, la vera politica non è farle crescere, non è che peccato, la Banca d'Italia ci dice che il PIL del prossimo anno è sotto l'1%, ma sono contento, perché vuol dire che stiamo limitando i danni al pianeta e alle persone, quindi agli schiavi. La vera domanda è: ma si può anche decrescere del 10 e fare in modo che redistribuiamo ricchezza e lavoro e limitiamo i danni? Quindi quella che ci manca è un'alternativa, prima di tutto culturale, perché solo entrare in questa logica di limitiamo i danni del fatturato della crescita e quindi essere consapevoli dei danni del fatturato di queste aziende che fanno su persone e pianeta è culturale. Una volta che ho capito che questa crescita, questi prodotti sono dannosi, il passaggio successivo è come eliminarli, come sostituirli, perché poi dovremo comunque mangiare, dovremo comunque spostarci, dovremo comunque vestirci, ma non con il fast fashion, non con quell'allevamento di massa che devasta l'Amazzonia per produrre la soia da infarcire gli animali in batteria. Questa è la vera rivoluzione. Ne avete mai sentito parlare? Vi sto dicendo cose assurde? Certo che vi sembrano assurde, perché questo è quello che manca. L'alternativa, prima di tutto culturale, e poi politica, e poi di cambiamento dell'esistenza. Questo è il grande dramma, che andando avanti col modello della crescita, andiamo avanti con il disastro ambientale e oggi, ritorno al tema del giorno, umano e sociale, per cui abbiamo bisogno di schiavi, ingranaggi, del consumo e delle filiere produttive. È vicolo cieco attuale. Posso fare una chiosa a quello che diceva il professore, che è un aspetto che spesso si considera meno. Il dramma della caduta del muro di Berlino non è stato un dramma perché sappiamo tutti che di là si stava peggio che di qua, no? E quindi il comunismo realizzato, che in realtà si era trasformato in un capitalismo di Stato estremamente inefficiente, sicuramente era nei termini di un benessere collettivo interpretato meglio dalle socialdemocrazie europee, che non puntavano al comunismo dei mezzi di produzione ma puntavano a una ridistribuzione del reddito. Il vero dramma è che quando non c'è più stato l'alternativa, per quanto brutto fosse, il mondo capitalista non ha più dovuto dimostrare che di qua si stava meglio che di là. Non deve più dimostrare niente e quindi può tornare al 700, all'800. Perché dare di più? Tanto a me, chi mi tocca? Mentre per un po' di anni hanno avuto un po' di fifa perché le rivoluzioni comuniste spuntavano di qua e di là e poi la socialdemocrazia aveva il suo percorso. Ora questa alternativa non c'è più e quindi aspettiamoci che o si inventa e si ragiona nei termini che diceva il professore, oppure andremo sempre peggio perché non c'è più nessun motivo per redistribuire. Sì, bisogna ricordare però una cosa, che dopo la seconda guerra mondiale, dove ormai era finito quello che era l'economia degli imperi, ricordiamo che fino a 20 anni prima, 30 anni prima, l'impero aveva un'economia tutta propria. Certo. Crolla quel sistema imperiale e nascono le democrazie cosiddette oppure le repubbliche. Di cosa si giovano? Perché in quel momento la grande guerra era tra un capitalismo e il comunismo che aveva come principio la ridistribuzione delle ricchezze, che poi in realtà è fallito. Ma è intervenuto un terzo fattore. L'economia che ci hanno portato gli americani era il fordismo, cioè più gli operai guadagnano, in proporzione ovviamente non si può prevaricare, più guadagnano e più l'economia cresce. Certo. E questo è stato l'inizio di un sistema democratico, che noi abbiamo chiamato democratico, che era fatto proprio sulla possibilità di tutti di poter un po' alla volta avere il proprio frigo, piuttosto che la lavatrice, piuttosto che la casa, eccetera, eccetera. Cosa che nel sistema precedente non c'era questo meccanismo, era pressoché impossibile.
Però questo meccanismo all'estremo, come diceva il professor Lanzavecchia, ha portato a distruggere il pianeta, cioè all'inquinamento, perché non possiamo tutti avere di tutto, di conseguenza dobbiamo limitarci e accontentarci di essere magari un po' più poveri, un po' meno ricchi. Ma in questo senso vediamo invece l'altro aspetto della schiavitù, contributo numero 3, bambini schiavi ieri e oggi. Questo è l'altro aspetto della schiavitù, perché abbiamo visto, e lo sapevamo, anche nell'antica Roma gli schiavi erano dei bambini. E venivano normalmente usati anche sessualmente questi poveri schiavi, ma vediamo nel tempo come è avvenuta questa cosa, che è uno degli aspetti più sommersi della storia della schiavitù. Per secoli sono state le piccole vittime della miseria e dello sfruttamento. Sono i bambini di Svevia, i bambini delle rondini, perché costretti a lasciare le famiglie quando arrivavano nel paese le rondini per andare a lavorare come pastori, come braccianti o come servette di casa in ricche fattorie di quella regione della Germania che un tempo era l'Alta Svevia. Partivano da regioni poverissime dell'Austria, della Svizzera, del Tirolo, dell'Alto Adige per raggiungere a piedi le lontane aree agricole della Svevia. I più piccoli avevano 5 o 6 anni, i più grandi non superavano i 14, ma tutti avevano una cosa in comune: nelle loro famiglie c'erano solo miseria e tante bocche da sfamare. Per questo i genitori li vendevano o li davano in affitto dalla primavera all'autunno a mediatori che raccoglievano questa manodopera in una storia che parla quindi di un commercio di bambini. Quei bambini, dopo un lungo viaggio di circa 300 chilometri vestiti di stracci, non venivano portati direttamente nelle fattorie tedesche, ma finivano nei mercati di bambini. Così come abbiamo visto per la vendita degli schiavi neri in America, lo stesso avveniva nelle piazze di città come Friedrichshafen o Ravensburg. Così nella ricca Svevia, già a metà dell'Ottocento, pochi giovani volevano fare i pastori e i braccianti, mentre nelle valli del Tirolo le famiglie numerose dei contadini stentavano a campare. La Svevia era scarsamente popolata, i fondi agricoli rimanevano ad un solo erede, l'unico della famiglia che aveva poi diritto di sposarsi e mettere al mondo quindi dei figli illegittimi. C'erano quindi grandi fattorie con allevamenti di bestiame che richiedevano molta forza lavoro non reperibile nella zona. Ecco spiegato perché l'impiego dei bambini di Svevia, manodopera a bassissimo costo, probabilmente molto più facili da gestire e anche maltrattare rispetto a braccianti e pastori adulti. L'esodo stagionale dei bambini verso l'Alta Svevia raggiunse il suo culmine nel 1800 con circa 5, forse 6.000 bambini che ogni anno affrontavano il viaggio verso quei mercati dove l'accompagnatore, spesso un sacerdote, contrattava il prezzo con un compratore. A questi bambini che lavoravano come schiavi nelle stalle e nei campi, o alle bambine che servivano nelle case e spesso tornavano a casa con un figlio indesiderato in grembo, arrivavano qualche moneta e un doppio cambio di abiti da riportare a casa, ritorno che avveniva di solito agli inizi di novembre. Questi bambini non avevano diritto neppure all'istruzione. Quando rientravano nei loro paesi erano esentati dalla scuola, come lo erano in Svevia, dove l'obbligo scolastico invece risaliva al 1836. Anche negli anni del dopoguerra l'emigrazione stagionale verso la Svevia proseguì, anche se con un numero molto inferiore di bambini, ma la sostanza del fenomeno non cambia. La denuncia dei mercati dei bambini di Svevia partì dagli Stati Uniti nel 1908. Si sa, gli Stati Uniti sono terra di libertà e diritti da rivendicare, in particolare quando questi sono calpestati in paesi stranieri, ma in quello stesso periodo il lavoro minorile era una piaga presente anche negli Stati Uniti e ovviamente riguardava i figli degli immigrati, quelle non persone che non avevano diritto all'istruzione e nemmeno a una vita dignitosa. Possiamo dire che da allora ad oggi le cose sono cambiate? Ecco, Sindaco Panfilio, ancora adesso però nella migrazione i minorenni sono molti e quindi siamo di fronte a un fenomeno che non sta cambiando
cioè c'è ancora la migrazione e questi, soprattutto proprio perché sono giovani, sono ancora più facilmente schiavizzabili. Prego. Però non dimentichiamoci che la malavita organizzata sa che prezzi deve pagare se nel proprio campo viene trovato un giovanotto di 30 anni, 25 o un ragazzino di 15 irregolare che sta raccogliendo i pomodori, e loro lo sanno e questo lo evitano. Lo evitano innanzitutto perché i flussi da un punto di vista numerico, i soggetti che vulnerabili sono molto più, e le vittime sono molto più gli adulti. I minori accompagnati anche a livello di organizzazione di enti che se ne occupano numericamente sono molto inferiori rispetto agli altri. Le piazze o le stazioni piene di migranti non possiamo certo dire che sono fatte da bambini, sono persone relativamente adulte, dunque storicamente è sempre successo, avviene tuttora, ma se agganciamo questo a quello che avviene oggi, se non tutto quello che avviene a sfondo sessuale, ma che già nei paesi di origine, in Asia eccetera, si sviluppa un tema, un filone quasi economico, che è quasi la normalità. Non ho avuto molto a che fare con bambini nei centri di accoglienza che fossero di un numero così importante e che poi seguissero quelle vie della irregolarità quasi normalizzata, che andava poi a confluire nello sfruttamento. Lo sfruttamento doveva prevedere un aumento della produttività e il bambino da questo punto di vista era troppo rischioso e produceva di meno. A proposito di produttività e ritornando sempre al tema e al silenzio che dovremmo in qualche modo avere di fronte a questi servizi qui nella raccolta nel ricordo dello sfruttamento, quando io ho parlato prima di produttività e non ho spiegato e dunque ci stava quello che ha detto il professore, per me la produttività è ottenere un risultato economico con un migliore livello di vita, e cioè la percezione poi di una status che è quasi sganciato da lo stipendio, i soldi. Ricordiamoci che nel mondo la percezione di ricchezza o povertà non è sempre legata al censo. Faccio un esempio ancora più terra, quando io riorganizzo le brigate e il personale di un ristorante scontento, incattivito, che non vuole assolutamente più lavorare, che vuole andare via, se tu gli organizzi tutto ciò in modo diverso, il risultato economico tende ad aumentare, e cioè il benessere e lo star bene dei singoli gruppi produce a sua volta anche una redditività superiore. Non dobbiamo sempre pensare che l'aumento dei numeri passi attraverso lo sfruttamento, ma a volte passa attraverso una riorganizzazione, una empatia e una conoscenza verso l'altro, e cioè saper organizzare il lavoro per le necessità che hanno le persone, e cioè se le persone lavorano bene le famiglie stanno bene, e per me questo è elevare un popolo, e si dovrebbe poi anche trasmettere in tutti quei fattori come la mobilità, la disponibilità di abitazioni, la capacità che ha lo Stato di fornire a determinati soggetti risorse necessarie organizzando servizi. Per me quello è elevare un paese nel suo livello di produttività, è quello di star meglio. Qui invece da noi c'è addirittura una involuzione da questo punto di vista, una aridità tra soggetti istituzionali e non, che
in assenza totale di empatia non permette a nessuno di dare un contributo a persone che in passato, nella loro povertà, al sabato e alla domenica si sono costruite delle abitazioni con le risorse che avevano, senza soldi. Questa parola senza soldi a me ha sempre impressionato, perché tutti i vicini di casa andavano il sabato e la domenica ad aiutare quelle persone lì e mettevano insieme quello che avevano e passavano dei momenti che noi, anche con 1.000 euro in tasca andando a cena, ritorniamo a casa incazzati. Allora non è sempre la quantità di denaro, è come stiamo, come ci relazioniamo, quanta voglia abbiamo di dire: Roberto, posso fare qualcosa per te? Senza di quello c'è un'aridità non solo nella riduzione di capacità di acquisto, ma nella capacità di aiutare il prossimo. E la forma più nobile cioè la forma di generosità è la forma più nobile di egoismo. Io sto bene facendo qualcosa per qualcun altro. Se capisco bene, è possibile una economia diversa basata sull'altruismo e non sull'egoismo. Assolutamente sì, però è molto facile trascriverlo in diciamo così, in regole, che tendono a cambiare i modelli, ma culturalmente oggi le città dove i conti correnti sono più corposi sono le città che spesso la solitudine vince. Sì. Allora in qualche modo è il modello che deve essere cambiato, e il modo per cambiarlo secondo me è l'aspetto culturale, perché parlando di migrazioni ho citato ancora il caso, la città di Friburgo ha dovuto assumere delle persone per organizzare i volontari che volevano aiutare i migranti, e altre città hanno dovuto fare esattamente il contrario, aumentare di molto gli aiuti ai residenti per poter giustificare gli aiuti ai migranti. Spesso è la mancanza di capacità di lettura dei fenomeni, sì, che poi a livello politico determina anche il consenso. Se io oggi per consenso è sufficiente che dica determinate affermazioni che non ho meno coraggio di ripetere di politici italiani o del signor Trump, allora siamo alla frutta. Certo, certo. Bene, allora una breve conclusione. Toninetti, in questo senso dove dovremmo andare? Mi pare che il nostro sindaco Panfiglio ci ha dato già un'indicazione. Sì, ma che cambiare questa economia. Certo, cioè a me pare che i due ragionamenti fatti dal professore e dal nostro ex sindaco alla fine siano compatibili, perché dicono tutti e due la stessa cosa, interpretati in un certo modo, cioè dovremmo cominciare a badare più alla qualità e meno alla quantità. Oggi noi abbiamo un'economia che con il prodotto interno lordo misura la quantità. Noi cresciamo e stiamo bene teoricamente se cresciamo, ma nella realtà, quando andiamo a guardare nelle nostre periferie, quando guardiamo anche la nostra qualità della vita, ci accorgiamo che non è così. La quantità non è sempre un miglioramento della propria vita. La qualità, e quindi pensare anche in un'ottica non più di mera crescita, ma semplicemente di miglioramento della produzione, cioè produrre cose che migliorano la qualità della vita della persona, può portare anche a una decrescita complessiva, ma se questa è associata a una maggiore redistribuzione ed è associata anche ad una tensione e a una misurazione della qualità della vita, e allora questo sicuramente ci porterebbe
ad un'economia diversa e probabilmente a vivere meglio la vita che facciamo. Se Certo. noi pensiamo che oggi siamo tutti schiavi del telefonino che ci abbiamo in tasca, perché tu ti devi guardare i 150 messaggi di WhatsApp dei 12 gruppi di lavoro di cui fai parte, eccetera. Che meno di 10-12 ore di lavoro al giorno comunque magari in alcune situazioni, purtroppo la mia, non riesci a fare, che non hai il tempo sufficiente per andare al cinema, andare a teatro, vedere dei concerti. Poi io ho la fortuna che faccio un lavoro che mi piace molto, per cui ne sento il peso relativamente, ma persone che non hanno questa fortuna e che devono dedicare buona parte del loro tempo a produrre cosa? Cioè dovremmo cominciare a chiederci effettivamente dove stiamo andando e cosa stiamo facendo, macinare chilometri. Io mi ricordo mio padre e mio nonno. Mio nonno, inizio del Novecento, proprio la storia che avete raccontato voi, una zia mi ha raccontato che mio papà e suo fratello sono stati mandati a fare i garzoni in campagna e mi diceva questa prozia: guarda che né tuo nonno né mio papà mi hanno mai raccontato bene queste cose, perché dicevano che i cani venivano trattati meglio ed erano bambini nelle campagne piemontesi, in questo caso, che venivano maltrattati, utilizzati come dei veri e propri servi. Poi mio padre, generazione successiva, che è passato dalla povertà all'agio attraverso un percorso, attraverso la quantità, attraverso la Fiat, perché la mia è una famiglia piemontese, quindi passare dalla campagna all'azienda, il figlio che va a fare la scuola allievi Fiat, poi cambia settore, va a fare il dirigente in abbigliamento, eccetera. Però mio padre, nessuno lo chiamava dopo le 7 di sera. Mi ricordo una volta che l'hanno chiamato a casa alle 7 di sera per una questione, mi ricordo la rispostaccia che gli ha dato, e sicuramente questi non si sono... Per me è normale ricevere telefonate alle 9:30, 10, è normale leggere le mail o i WhatsApp, certo, alle 11:30 prima di andare a dormire, perché ne ho accumulati 100 e devo darci un'occhiata. Mio papà, che guadagnava molto più di me in proporzione, alle 6, 6:30 era a casa alla sera, veniva a casa per pranzo, è vero che lavorava vicino, ma io faccio e poi è vero che ha cominciato a lavorare a 14 anni, perché la scuola allievi Fiat ti dava già i contributi, però a 55 anni era in pensione. Io ne ho 3 in più e me la sogno la pensione. Quindi dove stiamo andando? Vogliamo continuare a produrre? Per chi? Per cosa? Per arricchire qualcuno che deve comprarsi il panfilo più grosso, deve passare dai 40 metri ai 60 e metterci l'elicottero, o perché vogliamo, quando usciamo di casa, vedere della gente che sorride, degli anziani che non devono andare a raccattare la roba dentro i bidoni dell'immondizia? Dove stiamo andando? Certo, la ridistribuzione. E quindi, Alberto Lanzavecchia, una conclusione di questo percorso abbastanza complesso, perché diciamo è facile dirlo, ma è una cultura che ancora adesso non è radicata, per esempio nell'insegnamento scolastico. E questa necessità di essere tutti, avere tutti un qualcosa di più, ma non pretendere sempre tutto e tutto di più. Prego. In perfetto allineamento con chi mi ha preceduto, e anzi ringrazio per aver precisato i propri pensieri, perché veramente mi trovo in linea. Vorrei chiudere in realtà con una riflessione legata ad un nostro politico che non c'è più, Alexander Langer. Nel 1992 scrisse una paginetta tra i tanti suoi pensieri che sono raccolti sul sito facilmente accessibile, gratuito, della Fondazione Alexander Langer, e va negli scritti d'Obbiaco. Il titolo di questi suoi pensieri erano "L'intuizione dell'austerità",
Noi oggi lo chiameremo forse decrescita, ma non piace neanche più questo termine, potrebbe essere sobrietà. Ecco, se noi oggi lo chiamassimo l'intuizione della sobrietà, lui all'epoca la chiamò austerità, ma i concetti che lui aveva messo a fuoco già allora, nel 92, era questa economia dello spreco, dell'eccesso, della distruzione ambientale, di tutto ciò che abbiamo oggi ragionato nella nostra conversazione in questo programma. E alla fine di tutto ciò lui vedeva in un cambiamento culturale, ma di approccio, l'unico modo per far sì che il meno, l'aver meno, sia vissuto non come una privazione, perché nessuno di noi, anche antropologicamente, può pensare che con il meno si sta meglio. E allora lui diceva, ma come si può far passare quest'idea che aver meno oggetti, aver meno denaro per comprare gli oggetti sia vissuto come un di più e non come una diminuzione? Nel frattempo sono andato facilmente, sono in ufficio e quindi adesso vi leggo le ultime 2 righe e chiudo la mia riflessione, perché è la perfetta chiusura almeno del mio filone di ragionamenti con voi. Lui disse, l'austerità potrà essere vissuta con piacere e come miglioramento della qualità della vita se ci farà dipendere meno dai soldi, dagli apparati, da beni e servizi acquistabili sul mercato, ed esigerà che ognuno ridiventi più interdipendente, sostenuto dagli altri, dalla qualità, tema che ritorna, qualità delle relazioni sociali ed interpersonali, dalle proprie conoscenze ed abilità, dall'arte di saper adattarsi e anche arrangiarsi, dalla capacità di ricercare e vivere soddisfazioni individuali e collettive non ottenibili da alcuna carta di credito né da soluzioni chiavi in mano, pronte per essere passivamente consumate. Può essere una grande occasione. Aggiungiamo perso quantomeno nel tempo, perché è scritto nel 92. Noi oggi stiamo ridicendo lo stesso, e quindi se questa occasione può essere veramente colta, è ora o mai più. Grazie del vostro intervento. Io spero che i nostri telespettatori possano condividere o meno le nostre posizioni che abbiamo presentato, e soprattutto è un tema che va ribadito, lo affronteremo anche in futuro, perché ne va della nostra civiltà, della nostra cultura. Qui si deve fare in questa direzione, altrimenti l'umanità perde il senso dell'orientamento. Grazie. Certo, grazie ai nostri ospiti, grazie a Roberto Tuninetti, grazie al professor Lanzavecchia in collegamento, e grazie all'ex sindaco Alberto Panfiglio, grazie per il contributo che avete dato a questo tema, che non è sicuramente un tema semplice, ma che è importante affrontare, perché se non altro almeno riteniamo sia giusto che anche voi telespettatori a casa ci facciate un pensiero, iniziamo a pensare come consumiamo, cosa consumiamo, come ci comportiamo, e soprattutto anche quello che utilizziamo, da dove arriva, come viene prodotto, se ci sono persone appunto che vengono sfruttate, che vivono anche in condizioni drammatiche e anche di schiavitù, una condizione che purtroppo continua a crescere e che per molti, lo abbiamo solo accennato, rientra come nella normalità delle cose. È normale che sia così, perché così possiamo cambiare i cellulari, forse possiamo comprarci il panfilo, chi può, e quindi è una cosa che passa come così sotto banco, invece non deve essere così. Allora, grazie agli ospiti che sono stati con noi. Noi adesso andiamo in pubblicità e poi torniamo con la nostra rubrica del Memento, che questa sera è dedicata nuovamente alla figura di Julian Assange, perché ricordiamo che siamo praticamente ad un mese dall'udienza in cui per Julian Assange si potrà come dire, aprire o meno le porte delle carceri americane, perché si deciderà appunto se potrà o meno essere accolto il suo ricorso in Inghilterra, ma ne parliamo tra poco.